Italy è una delle realtà più interessanti nel mondo del retail e del food and beverage negli ultimi anni. Uno degli elementi distintivi di questo format distributivo è la centralità dell'esperienza del cliente all'interno del punto vendita. Oggi siamo a parlare di questo con Paolo Bongiovanni, che è responsabile marketing Italia di Italy. Paolo, buongiorno, ci racconti un po' del progetto Italy, della business idea, di come è stata sviluppata? Dunque, Italy nasce da un'idea di Oscar Farinetti, un'idea ormai che ha più di 10 anni, credo del 2004. L'idea era appunto quella di portare l'alta qualità dei cibi italiani, principalmente italiani, alla maggior parte di persone possibile, diciamo una proposta democratica, un po' per tutti. La situazione in Italia è sempre stata, diciamo, divisa storicamente nel retail fra la bottega di quartiere che vendeva l'altissima qualità a prezzi non accessibili a tutti e la grande distribuzione che invece non parlava nemmeno di qualità ma parlava di quantità, di prezzo, accessibile sicuramente a tutti in grandissima scala, secondo noi con molta poca attenzione appunto alla qualità e ai produttori soprattutto. Quindi Italy nasce da un'idea molto semplice: proporre la qualità che appartiene alla cultura enogastronomica e agricola, agronomica italiana, prendere questa qualità e riuscire a proporla a tutti al miglior prezzo possibile. Fondamentalmente non c'era una proposta del genere, ancora adesso non c'è una proposta alternativa a Italy di questa portata. Si basa su pochi principi fondamentali che sono il rispetto assoluto per la qualità e per i produttori, la filiera cortissima. Noi dialoghiamo direttamente con i produttori e acquistiamo direttamente da loro accordando il prezzo di vendita. La proposta semplice, la comunicazione molto semplice, fondamentalmente il cibo è quella cosa che mettiamo sulla tavola e attorno alla tavola ci sediamo tutti quanti. Quindi come parliamo ogni giorno con i nostri amici, con le nostre persone, secondo noi così deve essere la comunicazione riguardo al cibo. E quindi l'idea di essere informali ma preparati, diciamo, tutta la formalità metterla nella qualità, nell'attenzione, tutta la serietà metterla nell'attenzione alla qualità del piatto e del prodotto, della materia prima. Fondamentalmente quindi ci basiamo su quella che è l'idea di base, la filosofia di base di Slow Food, della fondazione Slow Food, che è buono, pulito e giusto. Cioè il cibo deve essere buono, deve piacere, deve essere il gusto di buon gusto, deve essere qualcosa che ci invita ad assaggiarlo, a provarlo. Deve essere pulito, quindi non deve farci male, non deve contenere chimica, non deve contenere nulla di quello che non serve al prodotto stesso o alla nutrizione, coloranti, additivi, conservanti, cose che non servono. E deve essere giusto, cioè deve essere coltivato, allevato, prodotto secondo un'etica che è indiscutibile, quindi rispetto per la terra, comunque rispetto per l'animale, per l'allevamento, rispetto per il produttore, quindi si decide insieme un prezzo, il produttore deve essere giustamente remunerato perché possa continuare a produrre qualità. E deve essere giusto anche nella filiera, nella comunicazione, in tutto quanto. Quindi fondamentalmente Italy è un'idea molto semplice che forse nessuno aveva avuto prima o nessuno aveva messo insieme prima. Ecco, il format distributivo appare come una combinazione di format diversi, quindi è come se Italy avesse combinato altri format e questa è la vera innovazione. Sì, diciamo che se ci si pensa bene non è innovazione, è riscoperta. Oscar, diciamo, il fondatore di Italy, dice sempre di aver immaginato Italy la prima volta entrando nel bazar di Istanbul, un luogo dove ci si reca, si scopre, si acquista, si può mangiare, si può imparare, si può sostare, si può scoprire. Quindi Italy mette insieme ristorazione, vendita e didattica. Ristorazione perché il cibo lo si deve assaggiare, e questo noi vediamo, cerchiamo di portare il prodotto direttamente pronto alle persone, cucinandolo il meno possibile, quindi attenzione alla materia prima. Vendita perché vogliamo comunque proporre i prodotti direttamente ai clienti. E uno dei nostri fondamentali è cuciniamo ciò che vendiamo ciò che cuciniamo, quindi se si acquista un olio extravergine d'oliva a Taggiasco, a Scaffale,
lo stesso olio viene usato in ristorazione, i prodotti sono gli stessi. È didattica, fondamentalmente perché un cibo buono, come qualsiasi cosa, quando la si conosce la si apprezza di più, la si stima di più, la si rispetta di più. E d'altra parte conoscere la qualità necessita di conoscenza, si impara a capire un prodotto, ma come qualsiasi cosa se ne capisce ciò che sta dietro, il lavoro che sta dietro, le persone che stanno dietro a questo prodotto, parlando di cibo o di qualsiasi cosa. Quindi Italy è ristorazione, vendita e didattica insieme, come nei grandi mercati. Bene, quello che appare, diciamo, quello che ci stai dicendo, dal punto di vista del consumatore significa un'esperienza molto particolare. Quando un consumatore entra in un punto vendita Italy si immerge in un mondo di esperienza. Ecco, dal vostro punto di vista, come l'avete progettato? Cioè, quali sono le idee progettuali che ci sono dietro, che sono in grado poi di trasferire questa esperienza? Ma la prima cosa che molti clienti di Italy, entrando per la prima volta in Italy, ci dicono è: ma come funziona? Appunto perché qualcuno si aspetta di entrare in un ristorante e trova scaffali, qualcuno si aspetta di entrare in un supermercato e trova i ristoranti o le aule didattiche. Quindi sicuramente la prima impressione è di scoperta, di sorpresa. Piacevole, speriamo e crediamo. Italy è i negozi di Italy, diciamo come proponiamo fisicamente Italy ai clienti è sicuramente molto semplice. Appunto perché tutta la concentrazione secondo noi deve essere sul prodotto, sul cibo. Quindi noi troviamo scaffali bianchi, pareti bianche, tutta la comunicazione a fondo bianco, troviamo sempre cibi crudi in comunicazione in grafica, la materia prima. Tutte le superfici sono superfici naturali, quindi troviamo marmo, troviamo legno grezzo, troviamo vetro, e quindi fondamentalmente la cosa che occupa più spazio in Italy, in quasi tutti i negozi di Italy, è la luce. Questa è una cosa fondamentale che ho notato in tutti i negozi. Ecco. Molto importante è anche il nostro tipo di comunicazione, il modo di comunicazione che abbiamo deciso di adottare, cioè sempre molto semplice, sempre molto rispettoso, educato, diciamo noi, ma autoironico. C'è un bellissimo cartello all'ingresso di ogni Italy che dice nessuno è perfetto, anche noi sbagliamo. Questo è il bello. Il dubbio è il bello di ognuno di noi, ci permette di cambiare e di evolvere. Quindi Italy è autoironico, è sempre diciamo molto pulito, molto bianco, la materia prima, il cibo è al centro di tutto quanto. Ecco. E gli spazi sono progettati in modo particolare per contribuire a questa esperienza? Sì, appunto la luce è fondamentale in tutti i negozi. Siamo in un negozio che appunto sprofonda nella luce in cui è avvolto. Ad esempio, tutta la progettazione dei negozi avviene comunque internamente. Abbiamo un ufficio interno è composto da una parte più tecnica e una parte più di design che crea i negozi. Quando è stata fondata Italy è femmina. Quando è stata fondata Italy è stata basata su un decalogo, diciamo, 10 regole fondamentali di Italy, una delle quali dice non costruire mai mattone su mattone, ma sempre recuperare edifici storici o edifici in disuso. Tutti i negozi di Italy, quasi tutti i negozi di Italy sono fatti recuperando vecchi edifici, molto spesso erano edifici chiusi o completamente abbandonati o diroccati, a cui si è potuto dare nuova vita, e questo vuol dire storie da raccontare, questo vuol dire un pathos che viene anche solo dall'edificio, che è importante, è sostanziale anche questo nel racconto di Italy. Ormai Italy è presente dopo la nascita in Italia in vari paesi del mondo, no? In Stati Uniti, in Giappone, in Brasile, in Turchia. Il format, il modello base di Italy viene declinato nei vari paesi oppure è uno standard che viene replicato nei vari paesi? Sicuramente non è uno standard, diciamo un timbro che viene stampato su vari territori. Noi diciamo sempre che Italy è una famiglia i cui negozi hanno tutti lo stesso cognome, ma ogni negozio ha un nome e un carattere diverso. Quindi
sicuramente a seconda del luogo, a seconda della storia del luogo, Italy cambia, si propone in modo diverso, quindi la declinazione è assoluta, è completa. Ogni negozio è un negozio a sé, molto diverso l'uno dall'altro, anche se è comunque sempre riconoscibile come Italy per delle caratteristiche fondamentali e per immagine, per un tipo di esperienza che se ne riceve, che si vive. All'estero ancora di più. In realtà credo che una cosa fondamentale che noi portiamo all'estero sia una nostra capacità prettamente italiana di contaminarci, di migrare, di scoprire posti, di integrarci in posti. E quindi anche in questo senso la contaminazione è fondamentale nel concetto di Italy. Quindi anche in questo caso il negozio di New York è italiano, ma in certi aspetti anche italo-americano. I negozi in Giappone sono molto più puliti, ridotti, più minimalisti in un certo senso. Quindi sia strutturalmente, sia nella proposta, nella proposizione, i negozi sono, ancora di più all'estero, sono diversi, sono modulati, sono contaminati dal territorio. Ecco, rispetto a quanto dicevi sui fornitori, i fornitori sono un aspetto fondamentale del business model di Italy. Ci sono dei criteri particolari che voi adottate nella selezione dei fornitori? Innanzitutto avrete notato che li chiamo produttori, non fornitori, perché diciamo anche nella definizione noi dialoghiamo direttamente con chi produce sulla terra, negli allevamenti o nelle cantine o via dicendo, affidandoci quasi per nulla a distributori, sicuramente all'estero, sicuramente per alcune categorie, ma la selezione dei produttori è il primissimo gradino che si percorre nell'apertura di un negozio. Fondamentale in questo è l'aiuto di Slow Food. La Fondazione Slow Food è partner strategico di Italy da sempre e diciamo che la prima selezione, le prime proposte di produttori sul logo, ricordiamo che grosso modo ogni negozio ha un 40% di prodotti locali e un 60% di prodotti nazionali come assortimento. Quindi la primissima proposta ci arriva da Slow Food, dalle eccellenze del territorio e dalle produzioni di valore e di qualità che ci sono sul territorio. Chiediamo ai nostri produttori, selezioniamo, incontriamo, scopriamo produttori basandoci appunto sui principi di cui parlavo prima, sul buono, pulito e giusto. Lavoriamo moltissimo con piccolissimi produttori, piccoli produttori, alcune volte con medi produttori. Ricordo che le prime spedizioni di alcune forme di formaggio di Castelmagno ci arrivavano, insomma, un produttore che non aveva mai venduto alla distribuzione e ci arrivavano impacchettate a mezzo posta, ci venivano spedite a mezzo posta. Poi gli abbiamo spiegato che in effetti l'attenzione alla qualità, diciamo, HCCP era fondamentale. Quindi. La prima selezione quindi avviene con il supporto di Slow Food, dopodiché chi fa parte del nostro ufficio acquisti esplora anche il territorio. Noi andiamo sempre a visitare i luoghi di produzione, le aziende, alla scoperta di nuovi produttori e comunque di produttori di qualità, in Italia come all'estero. Senti, invece all'interno dei punti vendita è molto importante il ruolo del personale, in fondo sia che sia ristorazione, sia che sia distribuzione, il personale è una risorsa chiave. Voi che approccio particolare se ne avete alla gestione del personale in termini di formazione, in termini di sperimentazione di processi, di relazione con la clientela? Beh sì, il personale sicuramente, insomma i collaboratori sono sicuramente fondamentali, la cosa più importante, perché sono le persone che dialogano, che si confrontano con i clienti, quindi con altre persone. Credo che fondamentale in questo sia l'esempio che viene dato ai collaboratori. In questo c'è una continua attenzione da parte dei responsabili, da parte dei responsabili di negozio, di ristorazione a mostrare, insomma, dare l'esempio, il buon esempio su come ci si comporta, fondamentalmente utilizzando il buon senso e l'educazione che insomma, valori molto importanti, necessari.
chiediamo sempre ai nostri ragazzi, ai nostri collaboratori di essere informali ma preparati, ma educati, ma informati sul prodotto. Facciamo ovviamente moltissimi appuntamenti di formazione sui vari prodotti, sui vari cibi, grazie anche agli amici di Slow Food. Ovviamente ci sono persone che lavorano con noi che vengono già dal mondo della ristorazione o sono ultra formati sulla ristorazione, ma lavoriamo anche con persone, con ragazzi che magari molto giovani, che non hanno avuto esperienza nella ristorazione. Quindi è fondamentale una prima formazione di base. Ovviamente non si può spiegare tutto prima che una persona inizi a lavorare, neanch'io so tutto sui prodotti. Per cui quello che insomma, suggeriamo ai ragazzi di dire, quando un cliente ti chiede qualcosa, se non sai l'informazione, rispondi che non la sai e che ti informi e che parli con un responsabile senza mai inventarti niente, perché parliamo di cibo, quindi non si scherza. Quindi fondamentalmente questo, cerchiamo, diciamo, le persone che lavorano con noi cerchiamo sempre di trovare persone che siano soprattutto curiose e che abbiano volontà e voglia di scoprire i prodotti, i cibi, la qualità e questo modo di servire informale. Poi ci sono persone che lavorano tutta la vita con Italy, ci sono persone che, magari ragazzi che sono studenti, che dopo qualche mese, dopo qualche anno decidono di prendere la propria strada. L'impostazione fondamentalmente è questa. Credo che fondamentale sia l'esempio che viene dato dai responsabili. Ogni tanto entrare in Italy dà una sensazione di un posto molto affollato, il che è positivo perché vuol dire pieno di clienti, però in qualunque ambito di erogazione di un servizio, quando c'è affollamento, questo potrebbe anche invece impattare negativamente sulla percezione di qualità o la soddisfazione dei clienti. Voi come regolate questo, se lo fate? Ma diciamo che fortunatamente, o meglio, con molto impegno, siamo riusciti a far capire alle persone che ci vengono a trovare che spesso la lentezza, adesso dirò una cosa paradossale, è un valore. Nel cibo sicuramente la lentezza è un valore. Quando una persona assaggia un piatto che viene cucinato da noi o un prodotto che può acquistare qui, capisce che è qualcosa di più, o meglio, che l'alta aspettativa che gli si propone in effetti viene ripagata. Quindi siamo molto lieti di essere riusciti ad ottenere dalle persone che ci vengono a trovare più pazienza rispetto alla grande distribuzione. Se una persona va in grande distribuzione e deve aspettare in coda, si indispettisce quasi subito. Da noi abbiamo persone molto pazienti, questo è stato un ottimo risultato. Ci sono giorni calmi, ci sono giorni molto intensi, quindi si formano code, ovviamente è naturale che sia così. Diciamo che anche in questo caso non abbiamo sistemi per gestire questa cosa. Cerchiamo sempre di andare con la buona regola del buon senso, del senso civico, quindi cerchiamo di gestire umanamente, amichevolmente questi tipi di queste situazioni, queste circostanze. L'esperienza del cliente non si esaurisce nel momento in cui è dentro il punto vendita, no? Inizia prima e poi continua casomai dopo con la voglia di condividere l'esperienza provata. Voi cosa fate per l'esperienza precedente, cioè prima che il cliente entri nel punto vendita e quella successiva, cioè una volta che esce? Beh, diciamo fortunatamente insomma, sono ormai molti a conoscere Italy, soprattutto nelle città in cui già siamo. Quindi diciamo che siamo riusciti a fare in modo che Italy venga associato all'alta qualità dei cibi. Quindi in un certo senso questo ci facilita nel compito di invitare, far conoscere a sempre più persone Italy e farle venire in negozio. Non facciamo molta pubblicità, sicuramente mai in TV. Abbiamo comunicazione sui quotidiani nazionali, sui grandi quotidiani, su internet, abbiamo tutti dei canali, diciamo tutto un filone che segue il web e i social, ma la maggior parte della comunicazione la facciamo in negozio. Quindi diciamo che io dico sempre che la migliore pubblicità per Italy è il profumo della panetteria che esce dal negozio. In Italy aveva nel momento della scoperta o della riscoperta. Potrei parlarti per ore e ore e ore di un prosciutto, di una ciliegia, siamo in periodo di ciliegie,
ma il momento in cui, in cui tu la scoprirai sarà il momento in cui la assaggerai e a quel punto capirai di ciò di cui parlo. Scoprirai o riscoprirai perché magari è un prodotto che appartiene alla nostra cultura e che però da tanto non si trova più in giro o con quella qualità. Quindi quello è il momento fondamentale della scoperta del prodotto che si trova in Italy. La fase successiva, ed è una cosa che ci siamo trovati a notare molte volte con molto piacere, è che una situazione tipo in Italy è il cliente che è già venuto e che invita amici e portandoli in negozio gli spiega Italy. E quindi vediamo persone girare per gli scaffali dicendo guardate qui questo è un pomodorino secco, pugliese, fantastico, poi lì c'è la mozzarella, insegnano a fare la mozzarella, fanno vedere. Quindi diciamo che i nostri clienti diventano i nostri promotori, se siamo riusciti a conquistarli, se il prodotto li ha conquistati, se il cibo li ha conquistati. Quindi possiamo dire che il nostro marketing è volutamente semplice. La maggior parte del lavoro lo fa il prodotto, il palato della persona che lo assaggia e la bravura del produttore che produce. Grazie Paolo. Grazie a voi.